La regione siciliana torni sui suoi passi rispetto alla scelta del rigassificatore a Porto Empedocle. A chiederlo è l'eurodeputato del Partito Democratico Pietro Bartolo, dopo la risposta della Commissione europea all'interrogazione che ha presentato lo scorso febbraio sull'impianto che dovrebbe essere realizzato e che lambirebbe la Valle dei Templi in un'area diventata negli anni residenziale. Nel testo, a firma del commissario Sikenkiewicz, prosegue Bartolo, la Commissione ribadisce che al momento di adottare una decisione in merito alla concessione dell'autorizzazione per un progetto, l'autorità competente deve accertarsi che qualsiasi conclusione o decisione che concluda la procedura di VIA sia ancora attuale. Se lo stato dell'ambiente è cambiato dopo l'autorizzazione di un progetto o se sono emersi nuovi risultati in merito all'impatto del progetto sull'ambiente, tra il momento in cui lo stesso è stato autorizzato e la sua esecuzione può essere necessario aggiornare la valutazione di conseguenza tenendo conto delle legittime aspettative del pubblico e del principio di buona amministrazione. A Porto Empedocle l'edilizia negli ultimi 20 anni, quando il rigassificatore è stato progettato, si è sviluppata in direzione dell'area in cui oggi viene previsto l'impianto, afferma il parlamentare Bartolo. Per questo, confortati anche dalle parole della Commissione, chiediamo che la Regione aggiorni la valutazione di impatto ambientale. Inoltre, nella risposta di Sienkiewicz, sottolinea anche l'obbligo del rispetto della direttiva numero 18 del 2012, che impone agli Stati membri di mantenere opportune distanze di sicurezza tra gli stabilimenti e le zone residenziali, gli edifici e le zone frequentate dal pubblico, le aree ricreative e le principali vie di trasporto, nonché dalla necessità di proteggere, mediante misure opportune, le zone di interesse naturali o sensibili che si trovano nei pressi degli stabilimenti.